La sanità in Sardegna passa anche per l'ospedale oncologico Businco. Maria Grazia Caligaris, un volto noto tanto della politica quanto dell'associazionismo, 61 anni è presidente dell'associazione Socialismo Diritti Riforme, è passata anche lei per le stanze dell'oncologico. Qual è il motivo ovviamente che l'ha portata qui? È un tumore. Certo. Io mi è stato diagnosticato un tumore ovarico ad entrambe le ovaie e ho voluto raccontare la mia esperienza attraverso una lettera per vedere gli aspetti positivi e negativi anche dell'organizzazione dell'ospedale oncologico. Lei è stata ricoverata qui una settimana. Io sono stata ricoverata dal 2 all'8 di febbraio perché una delle caratteristiche dell'oncologia chirurgica è appunto il fatto che la maggior parte, anzi direi tutti gli interventi chirurgici avvengono per laparoscopia, quindi tecnologie avanzate che consentono alle donne che si trovano nella necessità di asportare il tumore sia l'endometrio, sia ovarico, sia diciamo così tutto quello che riguarda gli aspetti ginecologici, con un intervento che dura pochissimo, crea un minimo impatto sulla persona e quindi consente di riprendere in mano la vita nel tempo minore. Come sono stati quei giorni? Beh, quei giorni sono stati abbastanza sereni. I problemi più seri riguardano invece la diagnostica, cioè il fatto che le donne, io ne ho incontrate tante, nei giorni in cui mi sono trovata in questa condizione, anche perché la mia condizione continua, perché oltre ad aver fatto una chemioterapia interperitoneale, vale a dire subito dopo l'intervento chirurgico sono stata sottoposta al cisplatino, che è appunto un farmaco che consente di individuare, ecco, per così dire, eventuali cellule che ci siano in circolo nonostante l'intervento chirurgico, e mi sono trovata assolutamente bene, accudita da professionisti. Ci sono dei però che riguardano le attese, cioè io quello che ho voluto mettere in evidenza con nessun aspetto polemico è il capire come si possa migliorare. Io credo che migliorare il sistema possa avvenire con una valorizzazione ovviamente delle professionalità che esistono. Io devo ringraziare ovviamente l'equipe del dottor Antonio Macciò, ma tutti gli infermieri, le persone che hanno agito all'interno della rianimazione, dove sono stata appunto ricoverata per 2 giorni e mezzo. Devo ringraziare tutti coloro i quali agiscono. Siamo sui disagi, sui però appunto. I però sono il fatto che per esempio le donne debbano aspettare tempi troppo lunghi per la diagnostica. Più o meno quanto? Per fare un TAC si aspetta tanto tempo, per fare una risonanza, per poter avere una diagnostica precisa, e allora tutto questo deve essere risolto con un'organizzazione che assume la donna e le sue problematicità. Io mi riferisco alle donne perché questa è l'esperienza più forte, in tutta la loro problematicità, sia psicologica, perché questo è un male che soprattutto oltre agli aspetti fisici si riversa sulla vita delle persone. Lei ha ricevuto poi la solidarietà di 35 pazienti, 35 donne dell'oncologico. Che più che la solidarietà nei miei confronti, che è una solidarietà relativa alla risposta e che è stata letta molto insoddisfacente da parte della direzione sanitaria, sia il fatto che le donne hanno condiviso
gli aspetti critici che io ho voluto evidenziare e hanno soprattutto preso coraggio nel dire le cose come stanno, cioè che è necessario un cambiamento, che è necessario una presa in carico di tutte le problematiche, per esempio un appoggio psicologico relativamente al male, un'informazione corretta rispetto alla diagnostica, una capacità veramente di prendere in carico una donna e di farlo a tutto tondo, a 360 gradi, così come avviene in altri istituti. Non si capisce perché si debba andare oltre il Tirreno se noi abbiamo qui la possibilità di rendere sempre più efficace e opportuna la nostra sanità pubblica. Ecco, dobbiamo, a mio avviso, ci deve essere una vera e propria rivoluzione copernicana e passare da una sanità che sembra sempre più impostata verso il privato nei confronti invece di una sanità pubblica e laddove funziona valorizzare le figure professionali esistenti, motivandole ancora di più e mi permetto di dire anche ringraziandole per il lavoro che fanno, spesso in condizioni veramente difficili, come quando non funzionano le sale operatorie o quando le sale operatorie vengono utilizzate per emergenze esterne e che quindi non corrispondono esattamente ai bisogni di chi all'interno dell'oncologico viene per poter superare le difficoltà in cui si trova e tornare alla vita con maggiore serenità.